A causa dei rincari delle bollette, un'azienda su 5 in Friuli Venezia Giulia è potenzialmente a rischio chiusura. Emerge da un'indagine di Confartigianato. Le imprese reagiscono autoproducendo energia, boom di fotovoltaico. Sono 46.000 in regione le famiglie in difficoltà che si rivolgono alle strutture caritative, 100 in più in un anno nella sola provincia di Udine. Aumenta anche la solidarietà, importanti le adesioni alla colletta alimentare. Personale poco, code lunghe, i pronto soccorso sono al collasso. Il Nursin lancia un appello a medici di base e guardie mediche per estendere gli orari, poi l'invito a cittadini in ospedale solo per urgenze. Lo chef Scarello ha ricevuto oggi il sigillo della città di Udine con brindisi in comune con un vino dell'Ateneo Friulano. Il suo piatto per Natale: pasta all'uovo con farina di foglia di fico e montasio. La fiamma olimpica dei Giochi della Gioventù Europea è arrivata a Tolmezzo per la terza tappa del viaggio che la porterà a Trieste il 21 gennaio. A tutti voi ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando del caro bolletta che pesa su famiglie, pesa anche sulle imprese. In base ad un'indagine di Confartigianato che è stata presentata questa mattina a Udine, 1 su 5 in Friuli Venezia Giulia sarebbe a potenziale rischio chiusura proprio a causa dei rincari energetici. Imprese che reagiscono e lo fanno anche autoproducendo l'energia della quale hanno bisogno, ed è così che è boom di impianti fotovoltaici nelle realtà produttive del territorio. In Friuli Venezia Giulia sono circa 17.500, 1 su 5 le aziende con più elevata intensità d'utilizzo di gas ed energia elettrica e quindi maggiormente a rischio di chiusura per i rincari energetici. E quanto risulta da un'indagine condotta dall'Ufficio Studi Nazionale di Confartigianato Imprese, illustrato nel corso di un convegno nella sede del CAFC di Udine, presente il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Gli artigiani stanno già rispondendo a quella che è un po' la crisi energetica. Diciamo che più della metà degli artigiani ha già dei progetti in piedi oppure ha già realizzato degli impianti fotovoltaici. Poi c'è una quota di un artigiano su 4 che sta attuando delle politiche per il risparmio energetico, ma anche per la riconversione degli impianti produttivi in modo da utilizzare degli impianti che diciamo siano di miglior classe energetica, oltre poi ad altre attività, dal semplice risparmio anche abbassando il riscaldamento, rivedendo l'illuminazione elettrica. Dal canto suo, il presidente di Confartigianato Imprese di Udine, Graziano Tilatti, ha proposto al presidente Fedriga un piano di riqualificazione energetica. Dopo questa legislatura, vissuta in varie emergenze, le proponiamo, ha detto, una legislatura all'insegna della riqualificazione ambientale di città, zone industriali e artigianali, della rigenerazione urbanistica e della riqualificazione energetica di tutto il patrimonio esistente. Parlare ad una voce sola e basta dire no a tutto. Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha esordito nel suo intervento al convegno di Confartigianato, riferendosi a quanto è necessario mettere in essere sul territorio, sia sul fronte delle energie rinnovabili che per evitare danni legati al dissesto idrogeologico. La Regione proseguirà a lavorare per consolidare le alleanze fra istituzioni e cittadini per utilizzare fonti rinnovabili e trovare, anche nelle innovazioni in campo energetico, nuove fonti di energia alternativa. È necessario lavorare e decidere in modo pragmatico e programmatico, superando il partito del no. È uno dei concetti espressi dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto al convegno organizzato da Confartigianato sull'energia. Ma non si può ragionare dal punto di vista ideologico, altrimenti rischiamo di fare dei danni enormi. I danni li vediamo oggi. Il sistema Italia, non Friuli Venezia Giulia, ma Italia, oggi ha dovuto riaprire il centrale a carbone, altro che tutela dell'ambiente. Devo dire che si trovano molte difficoltà quando si fanno gli interventi, perché in alcuni casi soprattutto ci sono delle impostazioni ideologiche che dicono no agli interventi per tutelare l'ambiente. L'ambiente non si tutela abbandonandolo, si tutela curandolo e facendo gli interventi corretti, ovviamente compatibili. La Regione ha messo a disposizione dei fondi per quanto riguarda le energie rinnovabili. Abbiamo messo 100 milioni di euro per le famiglie
quindi per sia alloggi singoli che condomini, e più di 50 milioni di euro, adesso chiuderemo il provvedimento per le imprese. Come fare per superare le difficoltà delle comunità energetiche che vogliono nascere? Penso che serva una forte semplificazione. Commentando i drammatici eventi di Ischia, il presidente Fedriga ha sottolineato che in questi giorni non è certo il momento di fare delle polemiche, sono i giorni della solidarietà e degli aiuti alle famiglie. Come Regione Friuli Venezia Giulia, ha detto, abbiamo dato la piena disponibilità a essere utili per dare delle risposte immediate. E poi c'è la crisi Electrolux, oggi confronto nazionale tra azienda e sindacati. In Friuli sono a rischio 70 posizioni, il 2022 a Porcia si chiuderà con un netto calo della produzione. La crisi Electrolux si fa più chiara per quanto riguarda i contorni degli stabilimenti italiani e i numeri che riguardano il Friuli sono preoccupanti. Le eccedenze indicate in un confronto nazionale tra aziende e sindacati sul piano di riorganizzazione globale della multinazionale svedese dell'elettrodomestico vedono per lo stabilimento pordenonese 40 eccedenze tra impiegati e dirigenti su un totale di 101 e 36 tra gli operai di Porcia, di cui una decina al magazzino ricambi sui 121 complessivi. Tra i colletti bianchi il Friuli è il più penalizzato, mentre la scure in fabbrica si abbatterà principalmente a Forlì con 77 operai nel mirino. Nell'incontro è stato fatto anche il punto sui volumi prodotti. A Porcia il 2022 si chiuderà con 685.000 lavatrici e nel 2023 se ne prevedono 720.000, numeri ben al di sotto delle previsioni di inizio anno, anche a causa della guerra e della scarsità di componenti, motivo per cui la produzione si è fermata più volte con conseguente cassa per i dipendenti. I contratti temporanei pertanto non saranno rinnovati. A fronte di queste comunicazioni prosegue il confronto dei sindacati con Electrolux per escludere licenziamenti in tutti i siti. Difficoltà che riguardano le aziende ma anche le famiglie, sono 46.000 in regione quelle che chiedono aiuto alle strutture caritative per quanto riguarda i generi alimentari. Un centinaio in più in un anno le famiglie in difficoltà nella sola provincia di Udine, ma aumenta anche la solidarietà. Sono numeri importanti, quelli relativi all'ultima edizione della colletta alimentare, con tanti volontari scesi in campo nei supermercati e tanti cittadini che hanno deciso di donare parte della loro spesa. In Italia sono 1.750.000 le persone che si sono rivolte quest'anno a strutture caritatevoli sostenute dal Banco Alimentare, 85.000 in più rispetto allo scorso anno. Anche in Friuli Venezia Giulia il disagio è in aumento, basti pensare che solo in provincia di Udine si segnala un centinaio di famiglie in più rispetto al 2021. Attraverso la giornata nazionale della colletta alimentare, il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ha raccolto complessivamente 440 tonnellate di generi alimentari in oltre 700 punti vendita. Sì, noi abbiamo registrato come Banco del Friuli Venezia Giulia che in questi mesi del 2022 abbiamo avuto circa 300 persone, tra individui appunto e famiglie, che sono venuti a chiederci una mano e che si sono aggiunti a quelli che già assistiamo, che sono circa 46.000, ricordo sempre in regione Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto orientale. Probabilmente questo indica il fatto che si trovano in difficoltà per la prima volta, e tra questi ci sono molti profughi anche dall'Ucraina, ma ci sono tante famiglie del territorio. C'è bisogno, le famiglie si trovano in difficoltà nel nostro territorio certamente, ma c'è anche, come dimostra la colletta, tanto desiderio di aiutare, e questo canale del dono, che è quello della colletta alimentare, ce lo ha dimostrato alla grande nella giornata di ieri. Abbiamo avuto una partecipazione altissima di volontari, soprattutto giovani, studenti, gruppi associativi e poi tutti gli altri che ci hanno sempre dato una mano, gli alpini e tutti gli altri gruppi che comunque hanno sempre partecipato molto alacremente all'organizzazione dell'iniziativa. Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 2:42 della notte scorsa nei pressi di Forni di Sotto. Il sisma, che si è verificato ad una profondità di 14 km, è stato avvertito in maniera leggera. Relativamente poche sono state le chiamate arrivate al centralino della sala operativa della Protezione Civile regionale. Non si registrano danni a persone o a cose. Era accusato di aver maltrattato la compagna. Un ex calciatore di Serie A è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine.
Un ex calciatore di Serie A è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione dal Tribunale di Udine per maltrattamenti, lesioni personali e danneggiamenti nei confronti dell'ex compagna. Il PM aveva chiesto 1 anno e 5 mesi con il beneficio della condizionale. I problemi della coppia erano cominciati alla fine del 2018. Secondo l'accusa, l'ex calciatore aveva colpito la compagna in un'occasione nel 2020, ma nei 2 anni precedenti l'aveva insultata e umiliata anche alla presenza del loro figlio e di quelli della convivente, tutti minorenni. Nei suoi accessi di ira, l'ex atleta, oggi 37enne, distruggeva gli oggetti di casa e la minacciava più volte di uccidersi, fino a quando la donna non ce l'ha più fatta e l'ha denunciato. L'uomo è stato arrestato lo scorso anno durante un diverbio con il fratello della donna. Nel dibattimento, l'ex calciatore, difeso dall'avvocato Alberto Tedeschi, ha riconosciuto le proprie responsabilità, ma ha sempre sostenuto di non aver voluto commettere atti di maltrattamento o di persecuzione. Ha dimostrato infatti di essere afflitto all'epoca da una patologia di carattere depressivo di tipo bipolare. Il problema è stato superato grazie all'individuazione di una terapia farmacologica. Il questore di Pordenone aveva disposto nei suoi confronti una DASPO di 3 anni dalla città perché aveva partecipato come relatrice ad una manifestazione no Green Pass regolarmente autorizzata. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato il foglio di via. La vicenda risale al novembre 2021. La donna, di professione medico-chirurgo, aveva parlato durante la manifestazione organizzata dal Fronte del Dissenso nel parco di San Valentino. Il questore aveva considerato la sua presenza nel capoluogo del Friuli occidentale pericolosa per la sicurezza, la tranquillità e la sanità pubblica. La dottoressa è ricorsa al Tribunale amministrativo che le ha dato ragione perché non c'erano i presupposti per considerare la donna, che quel giorno godeva di buona salute, pericolosa per la sicurezza pubblica. 75.000 capi di abbigliamento prodotti all'estero, ma con l'etichetta Made in Italy, sono stati sequestrati in A4 dalla Guardia di Finanza. Valore stimato della frode 8 milioni di euro. Le etichette riportavano la dicitura Made in Italy e per richiamare la qualità e la tradizione del bel paese c'erano anche fettucce in stoffa con il tricolore. Peccato però che i 75.000 capi d'abbigliamento caricati su un camion fermato dalle fiamme gialle in A4 fossero stati prodotti e confezionati in Bulgaria, Albania e Tunisia. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Portogruaro. Tutto è nato da un controllo in autostrada effettuato nella stazione di servizio Fratta Nord tra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza della A4. Su un auto articolato proveniente dalla Bulgaria è stata trovata l'ingente quantità di capi d'abbigliamento destinata ad una nota azienda di produzione nel Bresciano, con la scritta Made in Italy, nonostante la stessa documentazione di accompagnamento attestasse la provenienza bulgara. Le successive indagini hanno permesso di accertare che le fasi di lavorazione, fabbricazione e confezionamento dei capi avrebbero avuto luogo esclusivamente all'estero, in contrasto con quanto disposto dalla normativa specifica del settore. L'autorità giudiziaria ha denunciato 6 persone e ha emesso decreti di perquisizione e sequestro nei confronti di oltre 400 negozi in Italia, clienti della casa di moda bresciana e rivenditori, ignari delle false indicazioni d'origine dei capi, 4.800 quelli sequestrati. Resta al momento in coma farmacologico la donna travolta da una motocicletta sabato pomeriggio lungo via Tricesimo a Udine all'altezza della rotonda del Terminal Nord. Stava attraversando la strada vicino a Piazzale Donatori del Sangue quando è stata investita da una Honda condotta da un udinese. Sbalzata a terra con la bicicletta che conduceva a mano, era rimasta gravemente ferita. Si tratta di una cittadina ucraina di 52 anni impegnata in città come educatrice e mediatrice culturale. È ancora ricoverata nella terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Udine. Domani potrebbe essere risvegliata dal coma farmacologico dopo un delicato intervento ortopedico. Da sabato la polizia locale di Udine è alla ricerca di testimoni per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.
Sono 82 le vittime solo in Friuli Venezia Giulia di incidenti stradali nel 2021, un numero elevatissimo, quasi il doppio rispetto ai numeri del 2020, è quanto emerge dal report dell'Istat sugli incidenti stradali per lo scorso anno, che nella nostra regione sono stati 2.970. I feriti invece 3.712. Dati ovviamente in crescita rispetto all'anno precedente, segnato dal lockdown e dalle limitazioni alla circolazione, ma che comunque fanno ben sperare riguardo all'educazione e alla sicurezza stradale. Negli ultimi 10 anni infatti i decessi e gli incidenti sono notevolmente diminuiti. La maggior parte degli incidenti è accaduto su strade urbane, ma questi sono anche gli incidenti che in proporzione hanno causato meno vittime. Mortalità più alta per gli incidenti su strade extraurbane e autostrade, dove in media si registra una vittima ogni 12 incidenti. Aumentano negli ultimi 7 giorni in Italia i contagi da Covid-19, più 10%, e anche i ricoveri ordinari che segnano un più 9%. Tornano a crescere anche i decessi, più 8,8%, mentre restano sostanzialmente stabili. È quanto rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana tra il 18 e il 24 novembre. Poco personale e lunghe code da affrontare ogni giorno. È drammatica la situazione nei pronto soccorso della regione. Il Nursind lancia un appello a medici di famiglia e guardie mediche per estendere i loro orari e dare così un po' di respiro all'emergenza. Poi l'invito ai cittadini: andate al pronto soccorso solo per urgenze vere. I pronto soccorso della regione sono chi più chi meno al collasso, sempre più affollati e con sempre meno personale, costantemente alle prese con lunghe code da smaltire. Da qui arriva l'appello del Nursind, il sindacato degli infermieri, che chiede la collaborazione dell'assistenza territoriale per evitare un intasamento sul fronte dell'emergenza. Un appello ai medici di medicina generale e alle guardie mediche: diamoci una mano in questo momento di grossa difficoltà dell'ambito dell'emergenza. Veniteci incontro, cercate magari di aprire un po' di più lo studio e di dare più ore alla cittadinanza, e la cittadinanza vi sarà grata. Il Nursind auspica anche che dalle aziende sanitarie arrivino risposte immediate. Noi abbiamo fatto una proposta di attivare le dimissioni protette durante la notte, cioè quindi che vi sia un'ambulanza che, dopo aver erogato la prestazione, riporti a domicilio o nella struttura protetta, come potrebbe essere la casa di riposo, l'utenza. Infine, un invito alla cittadinanza affinché ognuno faccia la propria parte. I pronto soccorsi stanno collassando, quindi noi invitiamo i cittadini a recarsi in pronto soccorso solo in caso di vera necessità e contattare prima il medico di base o, se è di notte, la guardia medica, perché sennò rischiamo veramente, come si dice nel gergo, l'arresto cardiaco. È iniziato questa mattina in Consiglio regionale il percorso di approvazione della legge di bilancio, l'ultima per questa legislatura, viste poi le elezioni di primavera. 5 miliardi di euro, la manovra più importante degli ultimi anni e di quasi 300 milioni più ricca dello scorso anno. Nelle commissioni è iniziato il viaggio per arrivare all'approvazione della legge di stabilità della regione, l'ultima dell'esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga, e dall'Aula che vedrà a primavera le elezioni del nuovo Consiglio. Si tratta della manovra più importante a livello economico di questi 5 anni. Sì, una legge di bilancio che continua a irrobustire tutte le linee di finanziamento che abbiamo garantito in questi anni, è una legge di bilancio che ha risorse maggiori rispetto alle altre annualità. È uno sforzo importante quello che abbiamo fatto, finalizzato soprattutto a continuare a dare una risposta costruttiva al nostro territorio in vista anche dell'incertezza che colpirà il 2023. Critiche le opposizioni ancora una volta sul metodo. Un giudizio per il momento è che non affronta adeguatamente i problemi della sostenibilità ambientale, tema su cui abbiamo insistito nel corso del 2022 e insisteremo anche nel 2023, e rimangono i grandi problemi, direi, strutturali quotidiani della sanità. Quindi sicuramente c'è da lavorare ancora su questa manovra perché sia efficace.
Inaugurati questa mattina gli interventi che hanno riguardato la stazione ferroviaria di San Gottardo a Udine. San Gottardo da oggi può fregiarsi di avere una fermata ferroviaria accogliente e dislocata in un punto strategico soprattutto per l'utenza che proviene dal Cividalese e dalle valli del Natisone. L'area, investimento da 300.000 euro, è stata consegnata ufficialmente questa mattina alla presenza del Comune di Udine, alla quale è stata ceduta la proprietà dopo la sdemanializzazione. Regione fu che ovviamente l'impresa che ha effettuato i lavori. Di fatto, sindaco, questo è un parcheggio scambiatore. Sì, è un parcheggio scambiatore perché qui arriva la linea ferroviaria da Cividale, c'è la fermata, c'è un bel numero di parcheggi per le macchine, fra poco arriveranno anche le biciclette, arriva l'autobus e quindi in questo modo le persone possono passare dal treno all'autobus o altre metodologie per movimentarsi. Era una zona un po' abbandonata, l'abbiamo riqualificata, siamo alle porte della città, proprio ai confini della città di Udine, e questo permette alle persone di arrivare utilizzando il treno da Cividale e spostarsi con l'autobus o con altri mezzi. Quando si trovano progettualità come quella che il Comune di Udine, attraverso anche un accordo con Ferrovia Udine Cividale, ha avuto la necessità di poter utilizzare per una riqualificazione funzionale di un'area che altrimenti sarebbe rimasta dismessa, questo è il miglior sistema di mettere veramente a frutto quello che è un patrimonio che molte volte risulta quasi inutilizzabile. Invece in questo modo diventa qualcosa di estremamente fruibile, anzi dà una prospettiva di valorizzazione anche per il futuro. Qui è un punto fondamentale perché arriva la rotaia, ovvero la ferrovia Udine-Cividale, e qui ci sarà anche il bike sharing, quindi le biciclette, noleggio delle biciclette, noleggio delle macchine, ma non solo, da qui parte anche la linea degli autobus che raggiungerà l'università, le scuole, e quindi è un punto fondamentale per la mobilità sia lenta sia anche di chi effettivamente può raggiungere col treno e poi parcheggiare magari anche la macchina se necessita, perché qui ci sono i posti per i disabili. Una interpellanza urgente è stata presentata in Consiglio Comunale a Udine sulla situazione di Arriva Udine, i cui sindacati hanno denunciato una grave carenza di personale e i tagli di corse causati dall'assenza di autisti. Le sigle sindacali del servizio di trasporto nei giorni scorsi avevano parlato di tagli delle ferie, licenziamenti, dimissioni del personale, turni spalmati 6 giorni su 7, corse ridotte del subappalto di molte corse extraurbane ad altri vettori. Da qui l'interpellanza che è stata presentata da alcuni consiglieri dell'opposizione. Il servizio è garantito al 100%, ha risposto l'assessore comunale Laudicina. La carenza di personale purtroppo è endemica a livello europeo, su questo non possiamo intervenire, vista la situazione in cui versa in questo momento Arriva Udine, ha spiegato Laudicina più volte. Abbiamo chiesto alla Regione di intervenire in favore dell'azienda. Il sindaco di Povoletto Castenetto, dopo l'ispezione nella struttura che ospitava al momento dell'arrivo dei carabinieri del NAS una ventina di minori stranieri non accompagnati in condizioni igieniche precarie, chiede che attività di questo tipo siano appositamente normate. Ci troviamo nel limbo, dice il primo cittadino saputo dell'esistenza di questa attività dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Nella frazione di Povoletto, Grions, questo edificio è un hotel, ma di fatto al momento ospita ragazzi stranieri non accompagnati. Una struttura che qualche giorno fa ha ricevuto la visita del NAS, i cui operatori hanno effettuato un controllo riscontrando delle irregolarità in merito alla pulizia e igiene dei locali, dando delle prescrizioni. L'immobile in affitto alla Enjoy SRLS di fatto ha supportato una società cooperativa di Pasian di Prato, la Onlus Aedis, per la gestione di migranti. Il sindaco di Povoletto non nasconde la sua preoccupazione, anche perché la cittadinanza aveva manifestato insofferenza. La struttura di Grions, che è stata sottoposta al controllo del NAS,
aveva qualche problema, adesso è stato risolto? Ma secondo me ha ancora qualche problema, a meno che non abbiano dimezzato il numero delle persone che sono ospitate. Della struttura io non sapevo, l'ho saputo per vie traverse, diciamo, dai cittadini che vedevano questi ragazzi girare per il paese. Qualcuno è entrato a prendere della frutta in qualche cortile. C'è stato, a dire la verità, essere veri, parecchie denunce per furti in quel periodo e anche tuttora, ben oltre quelle che sono le dimensioni dell'albergo, almeno quelle che risultano in base alla legge regionale 44. Un auspicio del primo cittadino è che la struttura classificata come transitoria venga regolamentata da leggi ad hoc. Io come sindaco chiedo che in queste situazioni vengano normate, perché sui centri transitori, da quello che ho capito, non esiste legislazione. Oggi abbiamo provato a suonare al campanello dell'hotel, nessuno ci ha risposto. Poco dopo alcuni migranti sono sbucati dalle finestre e alla nostra partenza alcuni di loro sono scesi in strada. Il sigillo della città di Udine è stato consegnato oggi allo chef pluristellato Scarello. Sigillo della città Emanuele Scarello, pluristellato chef udinese che continua la tradizione di famiglia utilizzando prodotti del territorio, valorizzandoli e rivisitando il loro utilizzo. La sua è una ricerca continua che lo ha portato a far conoscere nel mondo le sue proposte e conseguentemente anche la sua regione. È una cosa spettacolare, perché la mia città è la città dove sono cresciuto, dove ho studiato, dove la mia famiglia da sempre al ristorante, quindi oggi sì, lo prendo io, ma dietro c'è la storia di più di 130 anni della nostra famiglia e le attività sono sempre con la sede qui. Abbiamo portato fuori il nostro brand e questo è ancora una cosa più bella, perché vuol dire che agli amici è un qualcosa di molto apprezzato anche al di fuori. La cerimonia a Palazzo Daronco ha ispirato a Scarello un nuovo piatto. E mi piacerebbe fare una pasta all'uovo, ma cercando il risparmio, facendola con la semola delle foglie, perché oggi ho visto un figo con queste foglie cadenti, perché erano proprio secche. Ecco, vorrei fare una semola con la foglia di fico, molto aromatica, così andiamo a metterci meno farina nobile, ok? Abbassiamo tra virgolette il costo, facciamo una tagliatella con la farina di fico e poi sopra ci mettiamo 2 scaglie di montasio. Ecco, questo è il Friuli come lo potrei vedere domani. All'inizio avevano pensato addirittura a un tentativo di truffa, comunque a uno scherzo, poi hanno capito che era tutto vero. Gli operatori della riserva marina di Miramare hanno ricevuto un'importante donazione legata alla barcolana. $100.000 per proseguire con l'attività di divulgazione e di tutela dell'ambiente marino. All'area marina protetta di Miramare gestita da WWF, quando è arrivata la prima mail pensavano a uno scherzo, ma rapidamente si è capito che invece era tutto vero. Wendy Schmidt, vincitrice dell'ultima barcolana con la sua Deep Blue, ha deciso di supportare il piccolo paradiso di Miramare dove i più giovani possono conoscere l'ambiente marino e dove si fa ricerca. Al di là degli aspetti finanziari che per noi sono importantissimi, essendo una piccola realtà, è quello di essere riconosciuti da questa fondazione americana che ha sede a New York, la 11th Hour Racing, che lavora sia sulla nautica sostenibile ma anche su progetti importanti per quanto riguarda la conservazione degli oceani, e quindi essere riconosciuti oltre oceano da una grande fondazione. Appunto anche la piccola area marina protetta cercherà di utilizzare in 12 mesi al meglio possibile questi fondi. E poi è venuto anche in un momento particolare, il 12 di novembre noi abbiamo festeggiato i nostri 36 anni e mai abbiamo avuto un regalo finora migliore di questo. Ai ringraziamenti si è aggiunto anche il presidente di Barcolana Mitja Gialluz, il quale ha ricordato come nella 54esima edizione della regata si siano raggiunti importanti risultati nel mondo del sociale grazie anche alla collaborazione con Generali. Per questa edizione ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Arrivederci.